Abbiamo Reconta anche Ivan e Cristiano. Ciao Ivan, ciao Cristiano. Ciao, ciao, tu sei. Non conosciamo il tuo nome però. Mi chiamo Maria, piacere. Maria, molto piacere. Mi ricordi la mia ex ragazza? Si chiamava Ilaria. Uguale. Ciao Maria e ciao a tutti. Voi avete già collaborato una volta con Davide Napoletano, ma come ci si sente adesso a partecipare a questo evento di beneficenza? Ma Davide ci ha chiesto di partecipare a questo evento al quale lui tiene molto e noi abbiamo risposto subito sì con gioia, perché per la stima che abbiamo verso Davide e per la stima che abbiamo verso questa iniziativa che è molto importante. Non posso aggiungere altro che non ringraziare Davide per l'opportunità che ci ha dato, anche per il cachet, insomma, che dopo ritireremo per questo evento di beneficenza. Giusto, c'è un cachet, no? Sì, assolutamente. Ecco, no, ci teniamo, a parte gli scherzi. Aspetta, però è troppo vicino, mi imbarazza un po', il microfono è troppo. No, è una cosa importante, la beneficenza fa bene, insomma, a chi la riceve, ma soprattutto a chi, insomma, la fa. Quindi siamo davvero contenti di essere qui, anche perché c'è la presenza di molti artisti, c'è il maestro Oscar Di Maio, ci sono tanti altri artisti che ci si esibiscono. E poi c'è Davide che è un amico, insomma, quindi c'è anche un valore affettivo rispetto a questa partecipazione. Invece per quanto riguarda... Però l'unico cachet purtroppo che c'è è Pomare Cava, però noi di questa cosa siamo contenti. No, io non lo sapevo però non importa, insomma. Ok, no, a parte questo, insomma, non so che altro aggiungere, davvero, se non ringraziare davvero Davide che con persistenza da 4 anni, insomma, porta avanti questo progetto, insomma, quest'anno i soldi raccolti verranno poi devoluti all'AIL e poi vi invitiamo noi a degli eventi, insomma, che faremo prossimamente. Questa era proprio la domanda. Voi come coppia di comici, quali sono invece i vostri progetti futuri? Allora vi aspettiamo, prendete il blocco notes e la penna, no? Debutteremo il 20, 21, 22 dicembre con una commedia alla quale teniamo moltissimo, molto importante, che si chiama Sala d'attesa, scritta e interpretata da noi al Teatro Nuovo di Napoli, via Monte Calvario. Quindi ci teniamo tantissimo, è uno spettacolo diciamo in cui ci si diverte ma si riflette anche e non voglio anticiparvi altro. Un saluto agli amici di Street News e ai vostri fan. Allora, un abbraccio. Mi raccomando, originale. Originalissimo, un abbraccio fortissimo a tutti gli amici di Street News, veramente che è una emittente, è una realtà davvero in crescita, davvero molto come dire, di qualità e quindi vi abbracciamo forte e comunque, diciamo, citando un nostro amico, un bacio da Ivan, che è lui. Ivan, e vi aspettiamo il 20, 21, 22 dicembre al Teatro Nuovo con Sala d'attesa, una commedia dove si ride ma si riflette. Non ha salutato Cristiano, comunque si saluta da solo. E Cristiano al Teatro Nuovo 20, 21, 22 dicembre, mi raccomando, non mancate.